Ma io da 30 anni ormai mi occupo di impresa, mi occupo della piccola impresa nel Veneto. Sono sempre stato convinto che la piccola impresa abbia un ruolo speciale nella nostra terra, che sia una nuova tecnologia produttiva. Tutti dicono che occorre innovazione. La più grande innovazione è stata proprio la micro e la piccola impresa. Ma non solo perché da sola procura l'80% dei nuovi posti di lavoro, ma perché è un qualcosa che coniuga l'estrema specializzazione, la duttilità, la capacità di cambiare e la responsabilità. Questa tecnologia produttiva ha reso il Veneto forte, l'ha reso ricco. Ci sono molte cose da fare ancora, ci sono molte cose da cambiare, ma riflettiamo su questo fatto. Da noi non ci sono grandi imprese, ci sono piccole e medie imprese, e se la disoccupazione oggi, in un periodo di crisi gravissima, a fine 2009 il 4,8%, è grazie a queste piccole imprese. E grazie a queste piccole imprese noi abbiamo un'occupazione superiore alla media di altre regioni italiane e una disoccupazione inferiore ad altre regioni italiane, ma anche a grandi potenti regioni europee. Per questo mi occupo di piccola impresa, perché è la nostra forza, perché è la nostra possibilità di avere un grande futuro. Vedete, io credo che il Veneto, e anche questo l'ho sempre detto, mentre qualcuno sussurrava ai cavalli, io parlavo di queste cose, scrivevo di queste cose, avevo molte difficoltà a farle capire, ma col tempo qualcosa è successo, qualcuno ha capito. Quando parlavo di fisco di piccola impresa, quando parlavo di evasione, quando parlavo del futuro del Veneto, molto spesso qualcuno diceva che non era vero, che non avevo capito. I fatti mi hanno dato ragione e sono contentissimo di questo, perché tutto questo va nel senso di quello che occorre il Veneto per essere una regione ricca, che dà lavoro alla gente, che ha prospettive per il futuro. È un discorso importante per me oggi aver trovato qualcuno che crede in queste cose e che mi ha candidato perché io porti avanti proprio queste idee, non altre, queste, sulla piccola impresa, sul Veneto, sul fisco, sul futuro.